Gentili telespettatori, ben ritrovati nel nostro angolo. Un tempo era considerato il confine tra Friuli storico e la Repubblica di Venezia, il Livenza, fiume Veneto, ma da noi con un nome tutto al femminile, la Livenza. Alla sua sinistra nasce un piccolo paese di lunga storia e di grandi tesori, è Meduna di Livenza. Con noi il suo sindaco Arnaldo Pitton. Benvenuto sindaco. Benvenuto a voi, grazie dell'invito e un saluto ai telespettatori. Con noi anche il presidente del Basking Meduna, Leonardo Grigol. Benvenuto. Buongiorno, Leonardo. Grazie. Sindaco, Meduna, un paese all'interno dell'Opitergino medunese. Sì, è uno straordinario territorio, Meduna, insomma è il mio paese, i miei cittadini, io lo considero uno dei più belli d'Italia. Siamo tra due regioni, il Friuli e il Veneto, 3 province, Pordenone, Treviso e Venezia, incastonato da questi 2 fiumi meravigliosi, la Livenza, un fiume straordinario e bellissimo, il fiume Malghere e altri fiumiciattoli all'interno del nostro paese. È un paese ricco di storia e di cultura. Meduna ha delle curiosità interessanti e simpatiche che noi abbiamo già portato nelle case dei nostri telespettatori con una delle nostre puntate di itinerari turistici e vogliamo rivederle insieme, vogliamo sorridere ancora insieme. Siamo arrivati nel paese di Aboie e ci accoglie il sindaco Arnaldo Pitton. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Grazie, ma cosa sia sta boie? A boie, le bollire, un fermento bollire che deriva insomma da un detto popolare che abbiamo marcato appunto con questa insegna. Deriva da una protesta popolare capitanata dalle donne, poi tra l'altro dal 1881 e praticamente diciamo che chi governava il paese all'epoca voleva annettere Meduna sotto Motta, c'è stata una rivolta popolare e di che poi un referendum vinto per il 99% abbiamo voluto rimanere e siamo Meduna di Livenza. Entriamo in Meduna, passiamo il ponte della Vittoria. Sindaco, ma è vero quello che si dice, che i Pitton qui a Meduna sono come i Kennedy negli Stati Uniti, ma perché? Mi auguro un po' più fortunati, no? Che diciamo che dagli anni 20, da mio bisnonno è stato sindaco e podestà, e mio papà è stato assessore e vice sindaco negli anni 70-80, mio zio Alberto è stato responsabile dell'ufficio anagrafi, mio nonno è stato impiegato comunale e io attualmente sono sindaco, quindi siamo una famiglia che qui a Meduna il palazzo municipale l'ho frequentato. Ma anche questo sindaco vuole lasciare la sua impronta, vero Arnaldo? E come si dice che il ponte di Rialto abbia il suo ristoro, anche qui il ponte di Meduna deve averne uno. Sì, pensiamo e abbiamo un bel progetto per i giovani e non giovani di utilizzare un'attività proprio in questo contesto meraviglioso. Eccolo qua, bellissimo, ci ha fatto sorridere tutti e 3 qui in studio. E quindi parliamo di nuovi progetti e di giovani promesse che sono state mantenute. Sì, direi proprio di sì, è un'intervista, se posso dire, emozionante, mi emoziona sempre vedere il mio paese da un prospetto diverso che è quello camminando per le vie. Sì, il 14 giugno nel Ponte faremo una cena a tema proprio bellissima con dei formaggi tipicamente veneti e dei colli e dei vini dei colli friulani, quindi sarà una cena guardando il letto del fiume Livenza in un contesto straordinario, naturalistico, all'ingresso del nostro paese sarà qualcosa di fantastico. E quindi un territorio non solo di arte e di storia, di ville che poi vedremo, ma anche di sport e di eventi. Ne parliamo proprio con Leonardo. Difatti a Meduna di Livenza si disputa il campionato del Basking. Ma che cos'è il Basking? Che sport è, Leonardo? Allora, il Basking è sostanzialmente una variante del basket con delle regole adattate ai giocatori e dei ruoli particolari che lo rendono uno sport inclusivo a tutti gli effetti, in quanto può partecipare sia un atleta con disabilità che un professionista di basket. Come si chiama la vostra squadra? La nostra squadra si chiama Wildcats Baskin, Motta Meduna di Livenza. Eccola qua, noi li vedremo.
Eccolo qua Leonardo. Il baskin è uno sport inclusivo che funziona a ruoli, ma cosa vuol dire? Allora, sostanzialmente ci sono dei ruoli che vanno dall'1 al 5. Sulla maglia di ogni giocatore ci sono c'è un numero composto da 2 cifre. La prima cifra ne identifica il ruolo, che va da 1 a 5. Abbiamo il ruolo 1, che è il ruolo adatto ad un atleta con una mobilità estremamente ridotta, sostanzialmente in carrozzina, e lui aspetta in quest'area apposita, chiamata area pivot, il portaggio, così da avere la possibilità di poter fare anche lui dei tiri. Il ruolo 2, che è un atleta che ha la possibilità di camminare ma non ha la capacità di correre, e il suo funzionamento è simile a quello del ruolo 1, quindi aspetta all'interno di quest'area, può ricevere il passaggio schiacciato, questa è la differenza, mentre nel caso dell'1 si può solamente entrare palleggiando. Il ruolo 3, che è un atleta spesso con disabilità, che ha la capacità di correre ma non in modo fluido, non ha questo coordinamento così eccelso, diciamo, e è un atleta che partecipa nella partita muovendosi libero per il campo, avendo la possibilità di usare i canestri per tirare. Mentre il ruolo 4 è un atleta che ha delle buone capacità di movimento, spesso sono atleti senza disabilità, normodotati, e questo qui funziona simile al 3, ovvero che si muove libero per il campo e ha la possibilità di effettuare dei canestri. Invece il ruolo 5 è quello di un professionista di basket. Quindi sport che si fa con metà squadra formata da persone con disabilità e l'altra metà da normodotati. Esattamente. Vogliamo dare qualche numero? Attualmente abbiamo 32 atleti. Sì. L'età di questi atleti? L'età è compresa possono partecipare? Tutti quanti possono partecipare, al momento anche il sindaco. Al momento l'atleta più piccola ha 15 anni, mentre il più grande ne ha 55-60. E parlando del sindaco, il comune vi aiuta? Sì, il comune ci ha dato una grossa mano, soprattutto siamo nati a settembre, quindi ci ha dato una grossa mano a partire. Quindi siete appena nati, si può dire. Siamo appena nati, esatto, qualche mese. Sì. Ci offre fin da subito la palestra, l'utilizzo della palestra in modo gratuito. Sì. Ha organizzato vari eventi di beneficenza per darci una mano anche dal punto di vista economico. Sì. E insomma la presenza del comune e del sindaco è sempre gradita e sempre sentita, spesso viene anche a trovarci, partecipa a momenti conviviali con la squadra, quindi c'è anche un interesse oltre al lato economico anche a quello umanistico. Quindi a Meduna in questo periodo si disputa il campionato del baskin, campionato veneto, quindi un campionato importante. E chi vince poi? Esatto, chi vince andrà agli italiani. Quindi, insomma, sindaco, abbiamo anche una bella soddisfazione. Una bella soddisfazione, perché sì, mi ha emozionato il video di Meduna, ma mi emoziona tant'è anche questi lavori, questo sport che viaggia sul mondo sociale della disabilità, quindi noi abbiamo sempre una porta aperta e il cuore spalancato per queste attività. Sociale, disabilità, scuole e cultura, che altro? Beh, Meduna offre tantissimo, citando il video che abbiamo fatto qualche anno fa, ricordiamo che Meduna nasce dal Medioevo, arriva nella Repubblica Veneziana, quando i nobili Michiel arrivano a Meduna, costruiscono questo palazzo straordinario, questa villa che è all'attuale sede municipale nel 1427, quindi una dimora straordinaria veneziana. Meduna era un territorio ampio che comandava fino a Concordia Sagittaria, quindi un territorio vasto, e nel frattempo nel 1500 hanno costruito la nostra chiesa intitolata San Giovanni Battista, e pensate che all'interno ci sono 2 opere del Tintoretto, e a Meduna offre anche tantissime attività, quindi vi invito tutti a venirci a trovare in quel di Meduna. Meduna di Livenza, terra di accoglienza, terra di ville. Qui tradizioni, sindaco, e cultura si respirano naturalmente ad ogni passo, e noi l'abbiamo vissuto con i nostri itinerari, che vogliamo vedere ancora insieme, qualche piccolo passo. Ville e territori che possono essere visitati naturalmente e vissuti. Vediamoli. Lazzaro. Che meraviglia! Qui tradizione e cultura si respirano ad ogni passo, e Villa Frattina è stata costruita in un passo particolare. Il passo particolare è quello di un luogo che è la confluenza di 3 province e di 2 regioni, non solo al giorno d'oggi ma secoli fa.
Questa villa costruita nel 500, poi ci avviciniamo, è veramente un capolavoro che ci è stato conservato nel tempo e curato in maniera splendida, in particolare degli attuali proprietari. Allora portiamo al nostro pubblico a casa questa meravigliosa villa, il suo interno, con gli arredi originali dell'epoca, gli arredi originali del Cinquecento. Andiamo. Sindaco, che meraviglia, le ville, la storia e la cultura che si sposano con gli eventi, sì, perché gli eventi sono tanti e importanti, si apre la bella stagione, noi siamo tutto orecchi. Sì, allora oltre che questa villa qua eravamo a Villa Frettina, c'è Villa Viel, ci sono ville straordinarie da vedere, quindi la storia e la cultura, ma abbiamo anche enogastronomia e feste paesane, citando all'inizio qua i nostri eventi. La Proloco, il 10 maggio inizierà la festa del pesce azzurro proprio nel piazzale del municipio, territorio quindi e 10 contesto. maggio, lo ribadiamo molto bene, la 10 festa. maggio per 3 weekend consecutivi inizierà la festa del pesce azzurro, straordinaria enogastronomia nel piazzale municipio. E cosa contesto... succede? E cosa succede, Sindaco? Beh, là si mangia delle pietanze che possono, vedo adesso le sardine, Eccole i ferri, le sepi, il baccalà, insomma venirci a trovare che è meravigliosa. Dopodiché a luglio inizierà San Fervetaghe perché abbiamo un gemellaggio con un comune della Germania. Il 31 luglio per 3-4 giorni di fila, i primi di agosto, estate in piazza, proprio nel piazzale, nella piazza Umberto I, con i nostri commercianti, ci sarà enogastronomia, musica e divertimento. Poi abbiamo ricordato il 14 giugno nel piazzale municipio e dei corsi di teatro e del teatro in aperto sempre nel piazzale municipio a settembre con i nostri Tiratiracche, che è un gruppo straordinario in lingua veneta, cantano canzoni divertenti, quindi insomma Meduna offre tanto. Divertimento assicurato per tutte le età, non solo per le famiglie. Per tutte le età, ci sarà anche intrattenimento per i più giovani. Poi, se posso ricordare anche questa cosa, proprio qualche giorno fa abbiamo aperto 2 nuove attività, un bar centrale tipo un Baccaro. Questo, certo. Sì, perché l'attività è l'anima del commercio di un paese, abbiamo bisogno di una nuova parrucchiera che io purtroppo frequenterò poco. A breve apriremo anche una gelateria e poi un giovane imprenditore porterà avanti le onoranze prosdocimo. Vabbè, ci vogliono anche i becchini perché servono anche quelli, quindi ci sarà anche una nuova attività in questo contesto. Quindi nuove Meduna attività viva. ed eventi paesani in questi mesi a venire per un'estate tutta da vivere a Meduna di Livenza. E io vorrei finire proprio con gli eventi dedicati al Baskin, perché ormai il nostro tempo è quasi terminato. Naturalmente io, Sindaco, la rinvito qua perché tante sono ancora le cose da portare ai nostri telespettatori a casa. Leonardo, il 10 maggio si parte con l'ultima partita di campionato dove? A Verona, nella palestra di San Donà, giocheremo in trasferta. E poi, il 2 giugno? Il 2 giugno siamo ospitati dal Basket di Motta, che organizza questo torneo di più giorni, il Memorial Alex, e ci dedica il 2 giugno come giornata interamente Baskin, dove organizzeremo un torneo. Quindi il 2 giugno il Basket di Meduna organizza un torneo di vari giorni al Palazzetto, giusto? Dalle 9 di mattina alle 9 di sera. Sì, solo il 2 giugno però. Il 2 giugno. Gli altri giorni sono per il basket. Ok, tutto e solo Baskin, ma non è finita qua perché il sabato 17 e la domenica 18 maggio cosa succede, Leonardo? Ospiteremo all'interno della palestra di Meduna di Livenza il corso allenatori di Baskin. Io, Sindaco, la ringrazio di essere venuto a trovarci, di aver portato una Meduna così carica non solo di storia e di cultura, ma anche di divertimento e di grandi possibilità assieme a Leonardo. E chiuderei proprio così, Baskin e Meduna. Un binomio sociale vincente, uno sport non solo da vedere, una città non solo da vedere, ma anche da vivere in convivialità. Grazie. Grazie a voi e vi aspettiamo a braccia aperte. Grazie Sindaco e grazie Presidente. Grazie anche a voi, gentili telespettatori, di essere stati in nostra compagnia. Naturalmente io vi do appuntamento la prossima settimana con il nuovo Angolo di Ida. Buona serata.